Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stato inaugurato oggi a Torriglia il nuovo Polo dell'Infanzia, un'opera moderna e sostenibile finanziata dal PNRR che unisce asilo nido e scuola dell'infanzia in un innovativo progetto architettonico e pedagogico. Il polo comprende 3 sezioni pedagogiche e una mensa interna. Inaugurati oggi all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana la nuova casa di comunità Hub e il nuovo ospedale di comunità, 2 strutture realizzate con i fondi del PNRR per rafforzare la sanità territoriale. La casa di comunità offrirà servizi sanitari e sociosanitari di prossimità, mentre l'ospedale di comunità con 20 posti letto estendibili a 40 accoglierà pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero ma hanno bisogno di assistenza e riabilitazione. Inaugurati anche i nuovi spazi per la dialisi e la terapia riabilitativa, oltre a una risonanza magnetica e a un mammografo di ultima generazione. Proseguono a Borgomaro i lavori per migliorare l'accesso alla residenza protetta della Fondazione Orengo de Mora. La nuova strada garantisce un collegamento più sicuro e agevole, soprattutto per i mezzi di emergenza, mentre la rotatoria in fase di completamento renderà ancora più sicuro l'innesto sulla strada provinciale. Via libera da Regione Liguria al finanziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione del tempo libero per l'anno 2026 per le associazioni territoriali che promuovono attività ricreative e amatoriali. Si tratta di un importo complessivo di 75.000 euro per 27 eventi diffusi in tutta la regione. È partita la nuova campagna di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Accanto al protagonista Mattia Villardita, lo Spider-Man savonese, ci sono il presidente Bucci, la sindaca Salis, 2 giocatori di Genoa e Sampdoria e i personaggi di sensualità a corte Jean-Claude e Madre, interpretati da Marcello Cesena e Simona Garbarino. Restate aggiornati sui nostri canali social.